Sono partiti poco fa da Napoli i dipendenti della Whirlpool che nel pomeriggio saranno davanti al Ministero dove si terrà il tavolo sulla sorte del loro stabilimento. Oltre 400 i posti di lavoro a rischio, anche se l'azienda assicura non vogliamo chiudere. Allora da Napoli sentiamo Anna Testa. Napoli non molla, Napoli, Napoli, Napoli non molla. Il pullman della speranza. È inaccettabile che dobbiamo lottare per fare cosa? Per lavorare. Si torna a Roma per la seconda volta. Sì, speranzosi, speriamo che possa magari rianimarsi un po' la situazione di fabbrica, vediamo un po' che succede. Questa è la Whirlpool e Whirlpool deve rimanere. È stata proprio una doccia fredda per noi perché avevamo speranze in virtù di quell'accordo fatto, quindi ci eravamo un po' rasserenati per il futuro. Porteranno a Roma la loro rabbia i lavoratori della Whirlpool di Via Argine a Napoli, ma anche la speranza che la multinazionale americana faccia un passo indietro. Aspettiamo una notizia che tutti io e i miei colleghi vorrebbero sapere in positività. L'attesa è per il tavolo di crisi alle 17 al Ministero dello Sviluppo Economico tra governo, Whirlpool e sindacati. In ballo il futuro di questo sito, oggetto per l'azienda di una possibile cessione. Questo palliativo della riconversione l'abbiamo a meno di 20 km a Caserta, che ad oggi ancora deve decollare. Vi sentite traditi perché? Sì, traditi e usati, sì, questo è vero, perché noi abbiamo dato tutto a questa fabbrica, sempre.